L'area contigua o buffer zone è una fascia a cuscinetto fra il parco e il territorio circostante in cui sono previste norme meno stringenti. In Italia le aree contigue sono state istituite nel 1991, in Liguria 4 anni dopo. Federparchi ne propone da tempo una modifica, ma al momento l'ente parco non decide direttamente le regole della loro gestione, si limita ad applicarle. Le aree non hanno particolari vincoli se non quelli relativi alla caccia. Di fatto oggi le aree contigue in tutta Italia credo che esistano in ben pochi parchi e questo di fatto, come dire, ha ridotto bene o male la superficie complessiva delle aree protette in un periodo in cui, diciamo la verità, abbiamo davanti un'agenda 2030 che ci dice che entro il 2030 dobbiamo portare al 30% la superficie protetta in Italia. Ci siamo ben lontani. I cinghiali, specie quando sono tanti, provocano danni alle attività umane, ma anche alla vegetazione spontanea e agli altri esseri viventi. I primi si possono quantificare, gli altri no. Nelle Cinque Terre i coltivatori domandano danni per 19 tonnellate di uva non raccolta a causa dei cinghiali. Secondo Federparchi, i metodi di contenimento più efficaci sono la cattura e l'abbattimento selettivo in forma programmata e controllata, anche perché la caccia di per sé non riduce il numero di esemplari, ma tende a mantenerlo costante negli anni. I cacciatori vogliono andare a caccia e vogliono andarci tutti gli anni. Non saranno certo loro a portare sotto limiti, diciamo, vitali la consistenza di una determinata specie. Nei parchi, nelle aree protette, non si va a caccia, ma si fa la selezione. E spesso e volentieri i protagonisti di questa selezione, quando accettano di far parte di determinati corsi, di istruirsi su determinate metodiche, sono i cacciatori a farla. Ci sono metodi combinati, le gabbie di cattura, che funzionano molto bene, gli abbattimenti selettivi. Abbattimenti selettivi vuol dire non abbattere il maschio bello, grosso, grande, trofeo. Significa abbattere le femmine, anche se gravide, giovani e quant'altro, perché solo così si riesce a ridurre il numero dei cinghiali.